Un momento importante, lei ha ritenuto di essere qui presente alla festa dell'elezione dell'onorevole Gallo, lei ha dato un notevole supporto, ma ora diciamo dai proclami si passa ai fatti. Sì, Agrigento per me è la mia seconda città, come sapete, mi sento mezzo agrigentino, sono mezzo agrigentino e quindi Agrigento sarà rappresentata dal governo anche dal vicepresidente. Ho voluto ringraziare insieme a Riccardo e agli altri 5 candidati di Forza Italia il popolo che ha voluto dare un grande risultato alla lista di Forza Italia e all'intero centrodestra. E partire da un impegno, perché non conta vincere le elezioni, conta amministrare. La vittoria è il primo di una serie di atti amministrativi che è proprio quello della gestione quotidiana delle risposte ai nostri cittadini. Agrigento è una delle città più povere d'Italia, la provincia di Agrigento è una delle zone più povere d'Italia, sono necessari interventi importantissimi in risposta al territorio, non come quelle che sono state date con la firma del patto per la Sicilia alla Valle dei Templi, che si sono rivelate un mero annuncio. Noi vogliamo intervenire, affrontare i problemi, risolvere i nodi che attanagliano questa Sicilia piena di risorse, piena di capacità ma che non riesce a esprimerle, a partire, e ho trovato questo come impegno dall'intervento di consolidamento della cattedrale. La manifestazione di qualche sera fa mi ha molto colpito, è stato bello ma anche grave che tanti cittadini, tanti fedeli siano scesi per le strade per protestare e chiedere un intervento che paradossalmente, nonostante le grandi cariche che si sono succedute tra rappresentanti della città di Agrigento, non hanno portato praticamente a nulla. Noi realizzeremo questo intervento e lo faremo nel più breve tempo possibile. Quando cominciai a fare l'assessore nel 2009 il mio primo impegno fu la riapertura del teatro di Sciacca. Ci riuscimmo, riusciremo anche in questa impresa. Una lezione al fotofinish tra Musumeci e Cancelleri. Sì, è stata una lezione che fino a 3-4 mesi fa avrebbe visto prevalere il nulla della proposta dei 5 Stelle, la disperazione. Loro sono la disperazione trasformata in politica che poi si autoesclude dal dialogo con gli altri. Noi invece siamo la proposta, siamo riusciti a parlare con le persone, a far percepire che c'è una proposta di rilancio e di ripartenza della Sicilia. Di questa proposta e di questo rilancio noi ce ne facciamo carico per dare una risposta immediata. Lei stamattina nella sua conferenza stampa di Siciliani Indignati diceva che la Sicilia è come una tartaruga da un punto di vista economico. Certo, è la tartaruga del mezzogiorno, è l'ultima, non riesce a decollare, ma perché? Perché ha avuto 5 anni di disastroso governo, dobbiamo porre riparo immediatamente a partire da un'operazione di chiarezza sui conti, ho chiamato un'operazione di trasparenza che faremo immediatamente, dotando e dando alla Regione gli strumenti finanziari necessari, bilancio, assestamento di bilancio, esercizio provvisorio, e dopodiché partire immediatamente con i servizi al territorio, con gli interventi e gli investimenti necessari per recuperare 5 anni di disastro al quale bisogna porre rimedio. Consorzi universitari? I consorzi universitari, il primo atto che farò da assessore all'economia sarà quello di sospendere l'efficacia di un accordo che ha concluso Baccei con le università, che umilia il diritto allo studio dei cittadini siciliani. Si rivedranno gli accordi con Roma da un punto di vista economico, finanziario? Si devono assolutamente rivedere. Oggi ho sintetizzato con un'affermazione: il governo precedente andava a Roma col cappello in mano, noi andremo a Roma con lo statuto in mano, perché pretenderemo l'attuazione piena dello statuto.